Ottava parte. Allora, siamo rimasti a l'ultimo dicembre 2014. Continuano a dicembre 2014. Ho visto sempre quel mese, ho visto Loose and Chains e altri gruppi. Inverted Records. Inverted Records era praticamente il nome della serata o praticamente il nome di una casa discografica, non lo so. Comunque, ho visto Loose and Chains insieme ad altri, non mi ricordo dove, forse a Monastir. Boh, mi pare. Poi Metal Christmas nel 2014. Ho visto Unholy Impurity, Rising Silence, Shardana. Poi c'erano anche altri gruppi che non ho visto perché sono andato via prima. C'erano Alcoholic Alliance, Bulldozer. Allora, Rising Silence. Rising Silence, non mi ricordo che genere fanno, tipo metalcore forse. Sardi sempre. Unholy Impurity sono della provincia di Sassari e fanno black metal. Sono molto caratteristici. Si truccano anche col face painting. Sì, mi ricordo che mi erano piaciuti molto. I Rising Silence carini. Poi c'erano gli Shardana. I Shardana sono un gruppo che fanno epic metal misto a thrash metal, penso. Sono sardi, sono bravi. Poi Alcoholic Alliance, questi non mi piacciono tanto. Poi Bulldozer non li ho visti, quindi però fanno black metal misto a thrash metal. Sempre dicembre 2014. Poi ho rivisto Caparezza a dicembre 2014 a Capodanno, la notte di Capodanno. Mm, L'ho visto insieme ai miei genitori e le canzoni che ha fatto in più rispetto a la volta che l'ho visto d'estate c'è soprattutto Fili Argenti Vive, che è una canzone che mi piace molto dell'ultimo album. Mm, Comunque molto bello anche, mi ricordo che c'era freddo, a mezzo nevicato infatti, cioè più che altro grandinato, è sceso un po' di neve ma era nevischio, però forse era neve, ad Alghero li ho visti, nel nord-ovest della Sardegna. L'ho rivisto. Poi Casa del Vento, di nuovo il solito duo, l'ho visto a gennaio 2015, penso a... dove l'ho visto? Mm, Nel 2015 mi sembra che era forse a Sestu, un paese vicino a Cagliari. Vabbè, mi ricordo che quel giorno hanno fatto L'amore infinito, una canzone che mi piace molto. Sì. Poi, poi li ho rivisti, sempre quel mese, il duo della Casa del Vento. Poi ho visto gli Acts of Tragedy e Life for a Secret, Life for a Secret, che sono due gruppi, uno è Mathcore, Acts of Tragedy, da vivo spaccano molto questi. E poi Life for a Secret, che sono un gruppo che fanno metalcore, però forse più deathcore. L'ho vista a gennaio 2015, alla Cueva erano, sì. Poi gennaio 2015, Sliding Doors e Gatti Scrociati. Le Sliding Doors sono un gruppo cover dei Doors di un mio amico che si chiama Alex, che saluto. Un gruppo cover dei Doors che mi piacciono abbastanza. Poi i Gatti Scrociati sono un gruppo che fa cover di Janis Joplin. Questi ne ho visto solo un pezzo, comunque non è proprio il mio genere quello, però comunque sono sembrati carini. Questi li ho visti sempre alla Cueva, bellino come concerto. Poi The Vaghi, febbraio 2015. I Vaghi sono un gruppo cover dei Beatles, che come vi ho detto li avevo già visti anche altre volte.
Tra parentesi The Beatles Story, perché hanno ripercorso tutto il periodo dei Beatles, hanno fatto canzoni di tutto il loro periodo discografico. Infatti è stato uno dei concetti che mi è piaciuto di più dei vaghi, e hanno fatto anche cambio di costumi a seconda del periodo, sì, molto bello. Questo febbraio 2015 ed eravamo eh, a Serrenti, no, non a Serrenti, eh, sì, forse a Serrenti, o Serrenti o Nuramine, spese 30 km da Cagliari. E poi The Big Four, gruppi covered, marzo 2015, gruppi, praticamente ho visto dei gruppi cover dei Megadeth, Metallica, Slayer e Anthrax, quindi quattro gruppi cover di questi quattro gruppi thrash metal, bellino come concerto. Marzo 2015 questo. Ok, sempre alla Cueva, vabbè, va bene, al prossimo.